a Erne. Hanno oscurato le telecamere con della vernice, poi hanno messo l'esplosivo sullo sportello e con la classica tecnica della marmotta l'hanno fatto esplodere. Un botto fortissimo, quello che hanno avvertito i residenti nella notte. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Mestre, i malviventi avrebbero agito intorno alle 3:30. Il colpo è andato a buon fine e la banda è riuscita a fuggire con un bottino che sembrerebbe ingente. Ancora da quantificare i danni, ma si teme che possano essere stati prelevati contanti per alcune decine di migliaia di euro. Al vaglio anche le telecamere della zona. Milano. Dopo l'ennesimo episodio di atti osceni in luogo pubblico, i carabinieri hanno arrestato il maniaco 45enne che durante l'estate ha dato il meglio di sé in pubblico, in mezzo alla strada. La denuncia a suo carico evidentemente non gli era bastata, così ha pensato di sedersi su una panchina in via Milanese intento a praticare platealmente gesti di autoerotismo. Non una panchina qualsiasi, ma quella situata vicinissima ad una scuola e ad una struttura protetta che si occupa dell'accoglienza dei minori. Il tutto in pieno giorno, nel momento di maggior passaggio di bambini e ragazzini. Mestre. Frecciargento bloccato per 3 ore sulla linea tra Mestre e Padova a causa di un guasto. Mattinata di passione per 230 passeggeri bloccati sul treno. Alle 7:40 il convoglio, partito un quarto d'ora prima da Venezia Santa Lucia, si è fermato. A quel punto la Freccia è stata trainata da un locomotore d'emergenza allo scalo di Mestre, dove si è proceduto al trasbordo dei passeggeri ripartiti 8 minuti dopo le 11, con un ritardo di 210 sulla tabella di marcia.